stand della Regione Veneto a Fruit Logistica 2023. Prosegue il nostro viaggio, sono in compagnia di Andrea Tosato, presidente del Consorzio di tutela del radicchio rosso IGP di Treviso e variegato di Castelfranco IGP. Ho detto bene, presidente, stavolta? Allora, ci rivediamo in occasione di quella che è la più importante manifestazione all'estero. E quali sono al momento i bilanci che si possono tracciare? Ma intanto siamo felici perché siamo ripartiti dopo un anno che non eravamo presenti a Fruit Logistica. Fruit Logistica si conferma un appuntamento importante per tutto il mondo del radicchio, per il radicchio IGP. E cosa dire? Siamo qui per... intanto sta andando molto bene, era sperato ma quasi scontato dopo appunto questo anno che è di fermo. Ma siamo qui con nuove conferme piuttosto che nuove idee, ma appunto anche per fare il punto su dei progetti che abbiamo per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, nuovi progetti legati al nostro progetto del seme e capire se questo è fatto anche da altre realtà e anche condividere queste idee con altre realtà. È apprezzato il radicchio di Treviso e il variegato di Castelfranco qui all'estero? Lo abbiamo visto tra l'altro anche grazie agli show cooking proposti dalla Regione, che hanno avuto un aiuto chef un po' particolare, l'assessore Caner. Certo, scherzando abbiamo messo alla prova l'assessore, ma è stato molto bravo. Il radicchio ricopre sempre molta attenzione, riscuote sempre molta attenzione, c'è sempre molta curiosità, è ancora a volte poco conosciuto, ma a volte è riconosciuto veramente come un prodotto bellissimo e buonissimo da mangiare. Allora, grazie Andrea Tosato, presidente del Consorzio di tutela del radicchio rosso IGP di Treviso e variegato di Castelfranco IGP. Noi vi avevamo detto che c'era uno chef particolare per lo show cooking qui alla Regione, allora andiamo a vedere come se l'è cavata l'assessore Caner.